minor impatto della piena del 2018 rispetto alle piene precedenti, 1966 e 2010, sicuramente è dovuto alla maggiore attenzione che da qualche anno a questa parte è stata riservata ai problemi della difesa idraulica del territorio. Dopo l'alluvione del 2010 che investì gran parte del Veneto, la regione del Veneto si è attivata con consolidamenti arginali, briglie, insomma interventi di difesa del suolo, fra cui anche i bacini di laminazione. Il primo che abbiamo terminato è in provincia di Vicenza, il bacino di laminazione di Caldogno. Per evitare un'alluvione su una città si provoca un allagamento controllato su una grande vasca costruita accanto al fiume prima della città. Questa grande vasca si chiama bacino di laminazione. Un bacino di laminazione è chiuso da argini con un'opera di presa a monte per trasferire l'acqua in esubero dal fiume alla vasca, per trattenerla per il tempo necessario finché passi l'ondata di piena e restituirla a valle mediante uno scarico. Un bacino di laminazione è costruito con l'intento di annullare gli effetti negativi di un'alluvione, ma per una serie di cause concatenate una all'altra, come tanti giorni di pioggia intensa oppure la neve che si scioglie accanto alla pioggia, potrebbe solamente limitare i danni ma non annullare completamente un'alluvione. L'apertura dell'opera di presa è anticipata da un'attenta valutazione che tiene conto della pioggia caduta, di quella prevista, del livello dell'acqua nel fiume e dello scenario evolutivo della piena del corso d'acqua. Le opere di difesa che noi possiamo realizzare per proteggere il territorio consentono evidentemente di ridurre il rischio idraulico, ma non lo annullano. Proprio perché il rischio zero non esiste, è necessario investire anche in allertamento della popolazione. Noi abbiamo investito parecchio, in cui ogni cittadino si autoprotegge, cioè è in grado di far fronte con magari piccoli gesti all'evento che sta per accadere. E poi gli enti pubblici devono garantire una pianificazione territoriale che sia il più corretta possibile per costruire dove è possibile costruire e dove il rischio è il più basso possibile.